Sotto il cielo rosso azzurro. Sotto il cielo rosso azzurro. Buonasera a tutti e ben ritrovati. Eccoci qui, come promesso siamo pronti per iniziare con la nuova programmazione per quanto riguarda Sotto il cielo rosso azzurro. Benvenuti a tutti voi che come sempre siete collegati sul canale 96 del Digitale Terrestre. Buonasera a voi che ci state ascoltando in radio e buonasera anche a voi che ci state seguendo tramite le applicazioni e anche chi ci segue su TikTok. Ne abbiamo parlato e riparlato e finalmente ci siamo. Puntata 0 Sotto il cielo rosso azzurro. Andremo a presentare quella che è la composizione della squadra. Il 24 di agosto inizierà il campionato e dal 22 agosto inizierà ufficialmente la nuova edizione. Dalle ore 19 alle ore 20 su Bella Radio io direi di dare subito la buona serata a quelli che sono i protagonisti ufficiali di Sotto il cielo rosso azzurro, accompagnati da un ospite. Buonasera a voi, Ferdinando Toro, buonasera. Accendiamo il microfono. Vai, prova, 1, 2, 3, eccoci. Sì, buonasera Ferdinando, buonasera Piero Borzi. Ciao a tutti. Buonasera al mister Vicento, ben ritrovato. Grazie, buonasera. E quest'oggi abbiamo anche un ospite che andiamo a salutare, benvenuto anche per Sesta Rete, Antonio Costa. Buonasera, grazie dell'invito. Questa sera noi dobbiamo ringraziare anche Etna Padel perché appunto la prima puntata è proprio da questa fantastica location dove potete venire. Qui avete sentito anche lo spot pubblicitario, davvero una location straordinaria per quanto riguarda il padel, il calcio, di tutto e di più. Siamo pronti a iniziare a parlare? Ferdinando, do la linea a te perché so che insomma abbiamo davvero tanto di cui parlare, tanto di cui dire e dobbiamo anche ricordare, che ho dimenticato, scusami, che tutti i nostri ascoltatori e telespettatori, qualora vogliono, possono mettersi in contatto direttamente con noi o tramite un messaggio al WhatsApp 388 82 92 885 oppure potete scrivere, commentare direttamente la nostra diretta su TikTok perché noi vi andremo a leggere. Se avete delle domande importanti, belle veloci, noi saremo lieti di rispondere. Giusto? Giusto, giustissimo. Siamo pronti. Detto bene. E allora diciamo che possiamo anche partire per questa nuova edizione. Adesso forse c'è qualche problema. Tu avvicinati semplicemente il microfono, sì, bene, io vi lascio la linea a voi e noi ci rivediamo tra un pochino. Ok, va bene. Allora io direi proprio di iniziare da Antonio Costa, così magari prendiamo occasione per rompere il ghiaccio. Antonio, dammi tu un giudizio su quella che è il mercato di quest'anno del Catania, come lo giudichi? Bisogna sempre cercare di cogliere gli aspetti positivi, io dico soprattutto dopo 2 annate comunque altalenanti come quelle che abbiamo alle spalle, e il dato positivo è che rispetto alla scorsa stagione, allo scorso calciomercato estivo, sicuramente si è avanti nel calciomercato perché l'anno scorso di questi tempi davvero tutti i tifosi si dannavano per i pochi arrivi, i pochi innesti, perché non ce n'era praticamente nessuno o quasi, mentre adesso siamo già a un quinto della rosa che è stata in qualche modo rinforzata, quindi fino a questo momento credo che si possa dire che il lavoro si vede, chiaramente saranno poi sempre i risultati a dire se effettivamente questi innesti sono congeniali al progetto di mister Domenico Toscano e anche dello stesso nuovo DS Ivano Pastore, ma considerando anche che ci sono dei nomi nell'orbita del calciomercato rosso-azzurro che sembrano ormai incombere tra i nuovi acquisti e potrebbero essere già annunciati nei prossimi giorni, penso che fino a questo momento il bilancio possa permetterci di vedere il bicchiere mezzo pieno. Ne approfitto per farti un'altra domanda. Tu pensi che i giocatori che stanno arrivando sono più richieste di Toscano o obiettivi della società dettati anche dai periodi, diciamo, per non andare a fondo nel discorso? Ma credo entrambe le cose, anche se la mano di Toscano si vede certamente ad esempio negli acquisti di Pieraccini o comunque negli arrivi, perché poi dipende anche dalla formula di Donnarumma e di Pieraccini. Lo stesso Casasola è sempre stato un giocatore che ha fatto
gola non soltanto a questa società ma anche a mister Toscano. Poi è chiaro che ci sono dei momenti in cui si può esaudire il desiderio di un allenatore o meno, ma credo che nonostante ci sia un lavoro alle spalle portato avanti proprio dal direttore sportivo Ivano Pastore, in questo caso il pensiero, l'idea tecnica di Vincenzo Grella comunque influisca ancora oggi. Quello sicuramente. Vorrei fare poi una domanda a Rosario. Cosa ne pensi tu invece di questa rosa che si è andata a comporre quest'anno? Noi avevamo discusso, se non ricordo male, che in questa squadra era inserito un paio di elementi, se ti ricordi bene, al fine di campionato scorso, in cui la squadra stava andando abbastanza bene con delle belle vittorie, e questo smantellamento non riesco a concepire. Cioè, come dice si sta ricambiando 5, 6, 7 elementi, significa ricominciare da capo, significa non avere più un'intelaiatura dell'anno scorso, significa andare a cercare 1 o 2 attaccanti in alternativa ad Inglese, ricominciare da capo. E siamo certi, come dice Ferdinando, che se questi uomini sono proprio quelli adatti che fanno a calcio Catania, cioè che servono al 100% al calcio Catania, o viceversa inserire quei 2 o 3 elementi che servivano a Catania Calcio e ricominciare con la stessa squadra. Questo è il mio pensiero e credo che una squadra si costruisca negli anni, non si può ogni anno buttare a terra e ricominciare, buttare a terra e ricominciare. Quindi mi auguro e spero che siano gli uomini di Toscano, che probabilmente conoscono il carattere, conoscono quello che vuole Toscano e dove vuole arrivare la società di calcio Catania, e non ci sia un errore di nuovo, dal punto che poi fra 1 mese o 2 mesi dobbiamo ricominciare a fare di nuovo la squadra. Tu pensi che allora sia questa una piccola rivoluzione, no, di questa squadra? Non è che lo penso io, i numeri parlano, No, i numeri dicono che è probabile magari che certi non giocatori, capisco, scusami, certi giocatori rimangono perché magari sposano il progetto, tanti altri magari non rientrano, no? No, ma magari qualcuno che rientrava è andato via, ha voluto andare via. Il motivo qual è? La motivazione sicuramente non lo so, dovremmo chiederlo a loro. Sicuramente il discorso economico è che il Brescia sta facendo man bassa di alcuni giocatori del Catania Calcio. Vediamo Piero cosa ne pensa allora. Ma guarda, io credo che intanto Pastore sta facendo un ottimo lavoro, perché dobbiamo mettere in conto che pure dall'anno prossimo c'è il salary cap, giusto? Quindi le squadre si dovranno livellare. E poi magari ha fatto degli innesti nei ruoli dove forse il mister Toscana qualche calciatore chiedeva un qualcosa che non gli ha dato quest'anno. Vedi un Donnarumma, magari un Anastasio non tanto continuo, e lui su Donnarumma punta forte. Un Pieracini che ti può ricoprire più ruoli a livello difensivo, quindi è tanta roba. Un Casasola, che non lo sto a dire io, ma è la categoria che lo conosce. E poi da premettere che abbiamo il valore aggiunto Cicerelli, se rivede il campionato di Denny, ragazzi, è tanta roba. Ma tu non pensi che possa essere proprio Cicerelli un uomo di mercato delle ultime giornate? Ma sarebbe ritornare all'indietro, come dice il mister. No, secondo me Cicerelli sarà il valore aggiunto insieme a Di Tacchio. In questa squadra saranno gli elementi cardini insieme anche a Di Gennaro. Magari qualche giocatore che è stato più incostante quest'anno sulla tre quarti, che ha alternato partite spettacolari con partite meno carine, potrebbe essere oggetto di mercato da parte di qualche altra società e magari merce di scambio per poter arrivare a un altro trequartista magari di categoria. Un giocatore di quelli, Antonio, rivolgo la domanda a te, un giocatore di quelli che magari arrivati qui nel mercato ti incuriosisce di più? Sono sicuramente curioso di vedere come funzionerà nei meccanismi dell'organico dell'11 titolare di Toscano Casasola, perché diciamo che da dietro probabilmente la manovra, questo magari ci può dire anche il mister, partirà in un determinato modo secondo quelli che sono i dettami tecnici e tattici di mister Toscano, partendo dal basso. Poi cercheremo di capire come si concilierà anche con i giocatori che magari staranno aggirando davanti a lui. Non sono sicurissimo, e lo dicevamo anche a microfoni spenti, che effettivamente davanti a un'offerta irrinunciabile possa restare in rosso-azzurro Cicerelli, ma credo proprio che partirebbe davanti a una proposta importante
importante. È vero quello che dicevamo poc'anzi, cioè che ancora una volta c'è una mini rivoluzione, però se consideriamo quello che è accaduto la scorsa estate, addirittura nel gennaio dello scorso campionato, probabilmente si è fatto, per questo lo dicevo, anche se io sono sempre stato critico nei confronti di alcuni atteggiamenti di questa società, che penso che sia stato fatto qualche passo avanti, perché avere l'idea di apportare soltanto 6, 7, forse 8 innesti è comunque una miglioria rispetto a quanto avvenuto nello scorso campionato, con 20 giocatori cambiati, con una campagna acquisti che in gennaio con Lucarelli è stata davvero improponibile, che non ha portato a nulla. Ti dico una cosa, io sono sempre stato del pensiero che noi paghiamo gli errori fatti l'anno scorso, li abbiamo pagati quest'anno, no? E mi auguro che gli errori fatti cioè 2 anni fa più che altro, quelli fatti quest'anno non li pagheremo l'anno prossimo, perché comunque si sono portati dietro determinate cose che non stiamo qua a dirle, sono sotto gli occhi di tutti, e appunto quest'anno che stanno facendo questo mercato un po' più attento, io sono più contento, perché il mercato fatto in passato, scellerato, senza guardare le cifre, secondo me è stato un errore. Cioè quest'anno secondo me forse è la volta buona, che magari mantengono un po' più la situazione sotto controllo e gestiscono meglio i giocatori che hanno all'interno della rosa. Sì, ma in questo c'è di mantenere almeno una quindicina di giocatori del colo duro di quella rosa che nel girone di ritorno ha fatto vedere di poter competere anche con Avellino e con le altre squadre che ambivano alla promozione. Siena troppo indietro rispetto a quelle che erano le speranze, le ambizioni. Abbiamo visto tutti quanti come si è concluso lo scorso campionato, però certamente dico e ribadisco che sembra ci sia l'idea di cambiare qualcosa, nonostante personalmente dica che si sia ancora molto indietro rispetto alle aspettative dei tifosi, della piazza, e anche la necessità di un nome come quello che è il Catania, però campo di qual è la verità, ma finora sono stati fatti 5 acquisti importanti. A vedere. Ma a volte, Antonio, ti volevo dire una cosa, a volte non sono i nomi che fanno la squadra, perché abbiamo noi, Certamente. l'abbiamo proprio sull'occhio di tutti, la Juve Stabia di 2 anni fa, quindi tante volte magari il gruppo poi in Serie C si forgia e magari i campioni di Serie C si vincono anche in questa maniera. Piero, puoi avere ragione su questo, però ci vogliono gli uomini di ruolo. Parliamo chiaro, noi abbiamo preso inglesi, ma l'alternativa oggi qual è, caro Antonio? Ad oggi Sì, però sono d'accordo che effettivamente è un'incognita. No, ma è non è che si è perso uno Anastasio che a me piaceva tantissimo e non vedo il motivo che è stato andato via, come piaceva Guglielmotti, invece è un altro, a parte gli infortuni che magari ha avuto, ma come va a dire oggi? Una punta che ti possa garantire 15-18 gol, dove la vai a beccare? Vabbè, o esci i soldi? Rosario era fondamentalmente un incognita, perché comunque veniva da un periodo di inattività. Abbiamo fatto il Catania ha fatto questa scommessa di lui, ma io penso che all'inizio della stagione un giocatore può essere una scommessa. Devi averlo. Certo, quello sì. Ce l'hai. Io penso Chi che è? arriverà. Ma guarda, mister, tu mi insegni che il mercato è atipico, no? Allora adesso tu stai lavorando con Forte Rolfini, che potrebbe essere anche una bella sorpresa come seconda punta, ma come prima punta magari il mercato poi ti potrebbe offrire quel calciatore che tu lo puoi inserire negli schemi e vai, quindi, perché il mercato delle punte di solito si muove l'ultima settimana. Quindi diciamo. che vuol dire? Che non siamo ancora completi? Ancora no, Non si è perché competitivi ancora, è giusto appunto, perché il Catania sta lavorando in un'ottica prima di smaltire e poi magari fare le entrate, quindi magari mettiti regola e poi secondo me se ci sarà È vero che il l'occasione. campionato è finito da 2 mesi e mezzo, quindi Però secondo me anche lì non è impreparata la società su questo punto. Vedo che Pastore sta lavorando oculatamente, secondo me, poi ripeto a dire è un Credo pensiero. che non eravamo preparati nessuno che inglese andasse via, né la società e noi nemmeno come tifosi. Ma guarda- In cui, scusami, nel momento in cui lui parlava di che si trova bene a Catania e ha fatto un grosso campionato attaccato alla maglia del Catania, ma tutto questo non è successo. Quindi
Sì, ecco perché il Catania in questo momento è spreparato inerente alla prima punta, delle garanzie 10, 12, 15 gol. Guarda mister, io su questo d'inglese ti vorrei dire una cosa, magari forse la società non ha creduto fino in fondo, perché un calciatore che ti va in scadenza non puoi tu a fine campionato ancora parlare di un eventuale rinnovo. Già tu a gennaio, se avevi la certezza di volere squadra inglese, lo blindavi. Inglese era il pupillo di Fagino, lo sapevano tutti, poi le dinamiche di mercato lo sai, le frequenze cose che calciatori dove giocano, quindi però secondo me sarà rimpiazzato la ciliegina sulla torta. Ma penso che questa poi dobbiamo vedere chi arriverà e soprattutto se darà lo stesso apporto che magari ha dato quest'anno inglese. Questa è una cosa che dobbiamo sicuramente vedere, innanzitutto cercare di capire quando arriverà, perché ancora voglio dire, cioè alla fine la squadra è in ritiro. Io penso che è importante avere comunque l'attaccante che poi deve andare a ricoprire quel ruolo e quella punta che ci dava comunque quella sicurezza di almeno 15 gol a stagione, no? Cioè non averlo adesso a ritiro è un pezzo importante, cioè è una cosa importante. E allora, sì, mi dicono dalla regia che abbiamo una telefonata. Abbiamo... Sì. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera Gennaro Monaco e benvenuto qui al nostro programma Sotto il cielo rosso azzurro. Ah, grazie sempre. Grazie a te che hai accettato l'invito. Come si fa? Quando Catania chiama, la famiglia Monaco è sempre presente. Lo so, tu l'hai detto anche in un'intervista, hai detto che a livello di tifo tifi più Catania che Napoli, no? Sei molto più tifoso del Catania che del Napoli. Io l'ho detto pure quando siamo scomparsi, l'ho detto anche nei momenti difficili del Catania, non l'ho detto solo quando il nostro Catania è arrivato in Serie A. Ma tu fai altre cose. Tu hai lasciato un segno qui in questa città, hai lasciato anche, penso, il cuore, anche perché appunto in uno dei murales ci sei presente anche tu e noi ne siamo orgogliosi, che quando passiamo in quella strada guardiamo quel murales dove ci sei presente anche tu. Io lì ho vinto le Olimpiadi perché sono passati tanti calciatori importanti a Catania e io su quel murales è qualcosa di fantastico, di straordinario. E la mia carriera a Catania sono stati, poi pure con la Cireale, sono stato 8 anni e vivevo sempre a Trezza, e a Trezza è casa per me come Catania. I catanesi ancora oggi quando vengo mi vogliono bene, un bene dell'anima, come tutti i ragazzi del 98 di Mr. Cucchi, no? Che abbiamo fatto la storia con Mr. Cucchi, poi abbiamo fatto la storia con la famiglia Massimino, poi abbiamo fatto la storia con Gaucci e abbiamo messo le basi poi per il Catania che è venuto con Pulvirenti, no? Io ti garantisco che comunque la stima che tu hai nei confronti di Catania è ricambiata al 100% e parla a nome di tutti i tifosi del Catania. Ora ti volevo fare subito una domanda così a bruciapelo e dirti cosa ne pensi tu della squadra che si sta componendo quest'anno, cosa ne pensi della squadra e del Catania in genere? È un'ottima squadra stanno facendo, l'anno scorso già era una squadra importante, credo che con i giocatori esperti che c'è a Catania, importanti come Di Taccio, su tutti, possa fare sempre un campionato per vincerlo, anche perché Catania, lo diciamo sempre e lo ripetiamo, merita di Catania, più. Come pubblico è un pubblico di Serie A. Anche l'anno scorso, nonostante è stato un campionato di Toscano altalenante, poi nel finale ma c'erano sempre 15-20 mila catanesi a incitare la squadra, cioè nessuno ce l'ha, nemmeno quest'anno la Salernitana con Faggiano, ma tutti questi spettatori, gli spettatori che c'è il Catania, c'è solo il Catania. Gennaro, ti volevo fare una domanda e poi anzi porgo l'occasione, ti mando a salutare un grande amico tuo, Carmelo Stivala, perché adesso ci troviamo nella sua location, quindi figurati. Salutami tanto Carmelo e la famiglia Stivala che hanno il cuore rosso-azzurro come me. Io ti volevo fare una domanda così a bruciapelo. Quest'anno Mister Toscano, il cannibale, riuscirà nel suo intento? Noi ci corriamo di sì, perché se fallisce pure quest'anno è
sarebbe una cosa per tutti noi tifosi del Catania, sarebbe una Waterloo, no? Come Napoleone Waterloo, perché poi sta a Catania, è come un re a Catania, è trattato come un re, c'ha solo margini di miglioramento perché ha tutto a sua disposizione, la società lo tutela sempre come l'anno scorso, anche perché quando non sono venuti i risultati e c'era un altro allenatore a Catania era saltato di sicuro l'anno scorso, invece è stato sempre tutelato. Allora ci deve portare in Serie B, se no ha fallito di nuovo. E noi ci crediamo. Vabbè, questa è una delle quelle stagioni dove stiamo iniziando per il secondo anno con lo stesso allenatore. Gennaro, buonasera, dei 100 sono. Volevo chiederti una cosa, mi hai fatto un discorso sano un attimino fa dicendo che il Catania è di nuovo in fase di costruzione e a calcio ne hai fatto tanto calcio, hai vissuto diverse categorie, cambiando ogni anno, non è una strada che spunta però, ogni anno cambiando i 5, 6, 7 giocatori, per quanto tu possa essere bravo come allenatore, significa ricominciare da capo, significa inserire schemi, far capire ai giocatori quello che tu vuoi. Quindi da questo punto di vista quello che hai detto che il Catania quest'anno è obbligato, perché è obbligato, mi sembra un po' no pesante che tu l'abbia detto, diciamo allora, che questo scusa e chiudo dicendo che qua tutta Catania vuole la Serie B, però attenzione che non si costruisce così la Serie B, ci vogliono una serie di circostanze, di fortuni, di fortuna, di infortuni che magari non succedono come l'anno scorso, però oggi, come ha detto un attimino fa, ma questa è una domanda, stai parlando solo tu, se mi lasci... No, e chiudo dicendo che oggi il Catania ancora non è completo e quindi diventa difficile andare ad affrontare un campionato. Vai. Allora, è finito? Sì. Allora ti dico, l'anno scorso con l'avvento del direttore che adesso è andato a Salernitana, Fagiano, sono venuti 22 giocatori nuovi. Allora si parlava di una rivoluzione e come dici tu si doveva costruire, ma quest'anno non sono venuti 22 giocatori nuovi, ne sono venuti 6, 7, 8 e se devi costruire quest'anno, l'anno prossimo costruisci quanti giocatori, cioè è un discorso tuo che non sta né cielo né terra, perché il Catania quest'anno c'ha l'ossatura forte, c'ha la difesa forte. Sta puntellando Gennaro di più, diciamo. Hai detto una cosa non vera, no, non l'ho perché detto. l'anno scorso il Catania ha cambiato 22 giocatori, è ripartito da zero. Quest'anno con i giocatori che c'ha, che hanno già giocato a Catania e sanno che il Catania li porta in trionfo se vincono, e ci sono giocatori che hanno vinto diversi campionati nella rosa, e stai dicendo cose errate, perché il Catania quest'anno ha una rosa fortissima e ha preso 6-7 giocatori nuovi, non 22 che ha preso Fagiano. Sono dati di fatti questo, De Cento. Sì, sono d'accordo con te, dicevo che io stavo rafforzando la tesi dicendo che il Catania ancora oggi non è completo. Sì, però tu prima hai detto che io ho fatto affermazioni pesanti. Pesanti inteso vincere un campionato, oggi è obbligato a vincere il campionato. Scusa, ma se tu l'anno scorso hai cambiato 22 giocatori, è più difficile che vinci. Quest'anno, siccome sono rimasti i giocatori dell'anno scorso in rosa, o sono andati via, stanno venendo altri 22, stanno venendo 6-7 che ha chiesto Toscano per vincere il campionato, punto. Sì, poi non lo vince, arrivi secondo, arrivi terzo, ma è quello il campionato del Catania. Se lo poi so. dobbiamo dire cose diverse, ma arrivare allora, siccome sono Gennaro Mono, che ho sempre detto in 25 anni, anzi sono 27 anni che sono stato a Catania dal 98, e tu dovessi sapere che Gennaro Monaco dice sempre le cose come stanno. Ma siamo qua per questo, Gennaro, stiamo qua per questo. Ma tu mi dici che io cose inesatte, l'anno scorso Fagiano ha cambiato 22, adesso non cambiano 22 giocatori. Catania c'è stato costruito per vincere. Però poco fa hai detto arrivare primi, secondo o terzi non è la stessa identica cosa, già secondo e terzi comincia a essere un po' balbettante. Perché tu c'hai la sfera di cristallo che sei sicuro di arrivare primi? Assolutamente no. No, e noi il campionato l'abbiamo vinto noi, se ti ricordi. Voglia se me lo ricordo, ma non bene, benissimo. Noi non siamo arrivati primi. No, assolutamente. A Taranto. Bravo, bravissimo. Comunque, certo. Gennaro, io ti volevo dire una cosa, sei sempre nei nostri cuori, sei il nostro eroe. Io sono cresciuto con te,
sei stato sempre un punto di riferimento per il Catania. Noi ti salutiamo, in bocca al lupo per tutto e speriamo sia per la tua carriera e che il Catania arrivi a quei trionfi dove deve arrivare. Certo, noi questo ci auspichiamo, va bene? Ciao Gennarino, Ciao, grazie Gennaro, di cuore. grazie di tutto, Ciao, Forza arrivederci. Catania. Ciao. Rientrati dalla pausa telefonica, ancora una buona serata a tutti. Ringraziamo anche Gennaro Monaco per l'intervento telefonico che ha fatto con noi. Allora ragazzi, noi vi stiamo leggendo ovviamente su TikTok, è il modo per mettersi in contatto con noi. Qualora vogliate fare qualche domanda potete direttamente collegarvi sul TikTok di Bella Radio. Ragazzi, io ho qualche domanda che ho segnato e vorrei porla direttamente a voi. Scusatemi per le spalle, vado a prendere immediatamente le domande che sono state fatte. La famosa programmazione che dovrebbe portare la squadra in B, quale sarebbe? Allora ti rispondo io, questa è una domanda a cui io anzi non ti posso rispondere, perché queste sono diciamo cose che sa soltanto la società e non penso che ce li dicono a noi. La programmazione secondo me passa dal budget. Pelligra penso sia stato chiaro in questo caso, cioè non vuole assolutamente disperdere il patrimonio che in questo momento è alla base di tutto, e gli acquisti, così come già accaduto, arrivano dalle cessioni, dagli introiti delle cessioni e dei prestiti, quindi la programmazione credo che vada avanti step by step, lo si può condividere, ma è questa la programmazione secondo me. Perfetto, prossima domanda, se ci sono novità sul centrocampo e sul resto del mercato. Per questo ti risponde Piero. Allora, Ok. sul centrocampo il Catania sta valutando vari calciatori, quindi poi magari non si farà prendere per la gola e magari metterà quei calciatori che fanno parte per il progetto del Catania, perché allo stato attuale abbiamo un centrocampo un pochettino sguarnito, quindi deve mettere quelle pedine fondamentali, magari non facendosi prendere. Quindi i nomi ne circolano tanti, però si sa, procuratori, direttori sportivi girano i nomi perché li devono girare. Ti faccio un'altra domanda che è stata fatta proprio rivolta a te, Piero. Qualcuno mi chiede, vorrei chiedere a Piero quali sono i giocatori che lui prenderebbe. Questa è una domanda molto. Guarda, a centrocampo queste domande, a me non mi dispiacerebbe un Farlocchia della Ternana che il Catania magari ha trattato, e magari non sappiamo se è una trattativa magari lasciata un pochettino accantonata per i mass media, e magari il Catania sta lavorando sotto con un'eventuale uscita, e anche Garetto De Rimini non mi dispiacerebbe su questo punto. Prossima domanda, la società riuscirà a trovare soluzione per Teglio o rimarrà a Catania? Ma credo che alla fine Teglio, se non avrà le proposte giuste, magari ci sarà una rescissione e magari valuteranno il tutto. Perfetto, mister De Cento, la prossima la giro direttamente a lei. Sei soddisfatto di questa società? Sì, della società sì, ma per come sta agendo in questo momento no. Ribadisco, il concetto è sempre lo stesso. Alcuni giocatori che ha avuto per un paio di anni io non li lasciavo andare via. Come ha detto Piero poco fa, a gennaio doveva prolungare il contratto di Inglese. Non so perché, non sono innamorato di Inglese come persona, ma come giocatore, e lo reputo uno dei giocatori migliori di questa categoria, se non di Serie B. È mai andata. E lo so, il punto è proprio questo. Beh, vado a cercare, che magari ragazzi, lui poi il punto ha è seguito magari non passa, ma scusami, la società dov'è? A gennaio lo so, vai a bloccare il lo sai, giocatore quello che già... dici tu è verissimo, Allora, però Ma guarda, io su Rolfini ci punterei, perché non è un giocatore da buttare, cioè da buttare nel senso, magari non ha il nome, però nei movimenti è un ottimo calciatore. Resta è un'incognita un'incognita. perché viene da un grosso infortunio. Però non ha sapere. lo stesso gioco di Inglese, certamente verrà messo alla prova, verrà provato in ritiro. Io lo dicevo poc'anzi, lo ribadisco ancora una volta, sono stato molto critico sull'andamento delle cose dal punto di vista societario. Sembra che si voglia provare a cambiare qualcosa in questa stagione e vedremo se effettivamente sarà così, però serve effettivamente un attaccante anche di peso. Si fanno tanti nomi, ma ancora non è detto che effettivamente. Ma guarda Antonio, possano io ti dico una concludersi queste cosa, trattative. un Tommasini ti piacerebbe del Gubbio?
Sì, ma credo che anche l'anno scorso sia stato accostato in qualche modo ai colori rossazzurri, poi sappiamo come. Lì bisogna mettere comunque qualcosa sul piatto, così come tu dicevi di Vallocchia, e credo sia più facile in questo momento o più raggiungibile Aloi per questioni contrattuali che Vallocchia, perché la Ternana non vorrebbe privarsela, anche se poi sappiamo tutti i problemi societari che ci sono in questo momento a Terni. Però è più probabile che Aloi, visto che è in scadenza, venga lasciato Potrebbe andare. essere un obiettivo. Poco fa dicevo a Rosario che magari ha chiesto, cioè è stato Faggiano a chiedere la presenza di Inglese a Salerno, e magari avrà messo qualcosa in più nel piatto rispetto al Catania e ha deciso di cambiare squadra. Ferdinando, queste cose funzionano, tu allunghi il contratto, bene, a quel punto te lo vendi. Hai intenzione di lo cedi? L'errore è stato non rinnovare prima della fine della A gennaio. Visto e considerato che è un giocatore di categoria, rifare, però era un contratto da rivedere, però purtroppo non è stato fatto. Va bene lo stesso, io penso che no, bisogna guardare rispondendo alla avanti. domanda, la società si sta muovendo, ma qualche problema ce l'ha. La verità secondo me è una, scusami Piero, che il contratto doveva essere rinnovato da quel Faggiano che poi in realtà è andato a Salerno. Esatto, questa perfetto. cosa non si è conclusa, la società si è trovata spiazzata, anche se è stata la società a decidere di interrompere il rapporto con Faggiano, non viceversa, o comunque gli ha proposto inizialmente questa soluzione e Faggiano ha accettato, anche perché aveva già la proposta della Salernitana. Quindi di conseguenza si sono trovati impreparati, ma non è detto che Grella, bontà sua, non avesse già quest'idea di privarsi anche del rinnovo di Inglese, perché non voleva arrivare a Antonio, cifre folli. io ti volevo fare una domanda. Guardando in casa Avellino, ok, l'Avellino sta facendo una squadra di Serie B di tutto rispetto, con la squadra che è salita quest'anno in attacco c'è un pochettino di ingoffamento, no? Perché se vai a prendere adesso Dudino e Insigne già c'è tanta roba. Potrebbe esserci l'identikit dell'attaccante che fa a caso del Catania? Ma io credo che sia più facile, proprio per una questione di budget, arrivare a un'eventuale operazione Jimenez d'ausilio che andare a vedere altre soluzioni, perché poi Jimenez ti permette di fare cassa, d'ausilio comunque l'anno scorso, se non vado errato, nella scorsa stagione fece 14 assist e 7 gol, quindi comunque fu importante e per la categoria può essere è un determinante. elemento fondamentale. Sarebbe un ottimo elemento. Io parto sempre su un presupposto che il Catania deve andare alla ricerca di un attaccante affermato, non del Montalto dell'anno scorso, che magari per tanti motivi che non sappiamo, che non so, credo non sappiamo. Ma mister, c'è anche il discorso Scusami, del fammi finire Supercampo. il perché questo ragazzo a Catania non ha reso nulla, reso Magari zero. un fattore che non si è ambientato bene, Ok, magari ma in avanti avevamo già l'interessato. Oggi, in questo momento il Catania Calcio, dovesse cominciare la Coppa Italia domani, avrà delle difficoltà che andare a schierare avanti. Certo, questo è vero. Non questo c'è, è vero. ragazzi, abbiamo visto tutti giocare inglesi in questi anni, eccezionale, favoloso, ha fatto 2 campionati scadenti dove era prima, ok, perfetto, ma a Catania ha dimostrato il suo valore, la sua capacità, la sua tecnica, la sua voglia di fare gol e la sua serenità, che magari in uno spogliatoio come il Catania Calcio potrebbe venire a mancare. Ma credo che prima Antonio è stato esaustivo nella risposta. E abbiamo una telefonata, abbiamo al telefono Nicolò. Diamo il benvenuto a Nicolò. Nicolò, buonasera. Buonasera a tutti, buonasera. Ciao, sono Ferdinando e vicino a me c'è Piero. Ciao Piero, buonasera. Ciao bello, come va? A posto, grazie mille per l'invito e per questa opportunità che mi state dando, insomma, di fare parte della vostra trasmissione. Vi ringrazio davvero. Nicolò, ti faccio una domanda così a bruciapelo. Tu che la guardi dal nord e sei stato nel mondo del calcio, come vedi questo Catania, come si sta costruendo e se ci potrebbe essere quella famosa bombetta di mercato? Allora, io quest'anno devo dire che non sono pessimista come gli anni scorsi. Uno dei motivi principali è la continuità, sia la società è mancata. Questa continuità è data sicuramente da riconfermare un allenatore e questo non succedeva già da molti anni, se non sbaglio addirittura da Maran, quindi una buona base da ripartire. E la squadra sta facendo sicuramente
investimenti più mirati, quindi non sta facendo più il classico nome altisolante che la piazza si aspetta, e di questo personalmente sono contento, perché ogni anno arriva sempre troppa pressione. Basti pensare anche allo stesso Inglese che più volte avete menzionato, arrivava da un infortunio e adesso giustamente lo stiamo ripiangendo tutti. Quindi credo che arriverà comunque la bombetta, come la chiami tu, Piero. Sicuramente il Catania ha un occhio al budget, anche perché sappiamo che 17 milioni in Serie C sono soldi sicuramente che non tutti si possono permettere, quindi anche la sostenibilità a quello che è una programmazione futura credo che sia la strada da percorrere. Poi, come tutti quanti, mi auguro che possa essere non il nome ma il pubblico e la piazza a dare quello che serve per supportare anche nei momenti di difficoltà la squadra. Leonardo, Nicolò, ti faccio un nome così a botta secca, tu che sei nella zona. Sì. Si parlava di Leonardo Mancuso, ma a Mantova smentiscono, ma davano note testate giornalistiche, la trattativa quasi chiusa. Tu cosa ne pensi di questo nome? Allora, io penso che sia un nome che potrebbe fare sicuramente bene. Non so Toscano poi come lo posso vedere, perché lui a Toscano come allenatore ha determinati pupilli per i ruoli, e l'abbiamo visto nei vari anni dove lui ha vinto comunque in ogni parte. Sì, è un nome che io, ti ripeto, vedrei sicuramente bene sulla maglia, e comunque come anche personalità si andrebbe a integrare comunque in un gruppo forte con Litacchio, dove sono strafelice che lui sia rimasto più degli altri, perché ci ha sempre messo la faccia. Mi riaggancio sempre al nord per fare una parentesi. Sono più che altro dispiaciuto, Piero, di quando anche abbiamo parlato varie volte di Ferrari, che ahimè ha scelto un'altra destinazione, perché secondo me quello, insieme a Rolfini, perché Rolfini ricordiamoci che è stato capocannoniere del girone B nel 21-22, come tu sai che io seguo di più A e B, credo che sarebbe stata una bella sorpresa. Ecco, sarebbe stato un gioco più collettivo piuttosto che alla ricerca di un singolo, quindi vediamo. Ok. Volete fare qualche domanda a Nicolò? No, Nicolò De Cento sono buonasera. Ha fatto un'analisi azzeccata, calcolando il budget, calcolando che un'alternativa inglese sicuramente la società lo troverà. Quello che non mi trovo un po' d'accordo, sai cos'è? Quando si venga a dire che il tifoso deve spingere la squadra. Vero, e purtroppo, caro Nicolò, si vuole da ambo le parti le cose. I risultati spingono i tifosi, poi i tifosi è vero sì che trascinano la squadra al risultato, però poi purtroppo a Catania dopo 1 o 2 sconfitte c'è tanta amarezza, e lo dimostra il calo di presenza allo stadio. Ecco, in quest'anno un paio di volte è successo che dopo 1 o 2 sconfitte da 15.000 siamo arrivati a 6-7.000 alcune partite. Nicolò, noi ti ringraziamo, gentilissimo come tanto, e se vuoi dare la risposta al mister. Sì, apprezzo appunto l'analisi del mister, la condivido anche lui col discorso del pubblico. Io mi riferivo proprio a questa mancanza che a volte è sempre legata al nome. Diciamo che non è tanto il nome, ma è stata secondo me la società a creare questo calo e questo gelo. Quindi mister, io la ringrazio, ti ringrazio insomma per questa analisi che tu stesso all'albo della tua esperienza mi riconfermi, e che dire, speriamo in primis anche noi stessi con i nostri commenti di poter andare avanti e supportare quello dove il Catania merita, che sicuramente non è la Serie C, ma pensi piazze e soprattutto palcoscenici diversi. Okay, Nicolò, grazie. aspetta un momento, ti vuole fare una domanda. Nicolò, sono il Antonio nostro Costa, ospite. ciao. Sì, buonasera Antonio, ciao, grazie. Se dovessimo fare in questo momento un paragone tra Salernitana e Catania, credi che i campani siano nettamente avanti soltanto perché vengono giù da un'altra categoria, dalla Serie B, o anche per il calciomercato? Allora, sicuramente torniamo al discorso di poc'anzi, in quanto la Salernitana sta facendo nomi tecnici e soprattutto di maglia d'effetto, questo sì, ma teniamo per presenti 2 cose. Giuseppe Raffaele è nuovo in un ambiente molto ostile, deve subito ingranare, perché lì come Catania, se sbagli le prime partite, a essere già 6-7 punti alle prime giornate dalla possibile prima, anche se hai un campionato, fai comunque fatica a diciamo ritrovare la china. E a me fa più paura Benevento, perché mi conferma Uteri, perché se ne sta parlando tra virgolette di meno, ok, e quindi sono più spensierati. Quindi tra le due ti dico,
La Salernitana no, anche perché ricordiamoci che per 4 mesi dovrebbe essere confermata, ma questo lo direte sicuramente voi, le trasferte sono vietate e ci sapete quanto il pubblico, come parlavamo col mister, ti dà non il 16° uomo ma il 13° uomo. Quindi no, non mi fa paura la Salernitana, sicuramente squadra preparata, io starei più attento al Benevento. Grazie. Ok Nicolò, noi ti salutiamo e a risentirci durante l'arco di questo campionato, ok? Sono a vostra disposizione, grazie ancora. Un abbraccio, a presto. Grazie, arrivederci, grazie. Ciao Nicolò, ciao. E allora, ritornati di nuovo in diretta, stavamo parlando appunto di quello che è anche l'opinione delle persone che sono esterne, diciamo, a quello che è l'ambiente del Catania, no? Ritornando a noi, dico, a conclusione, il nostro pensiero qual è quest'anno? Che riusciremo comunque nell'obiettivo? Secondo te, Piero, si riuscirà nell'obiettivo quest'anno? Guarda, io ti dico una cosa, il Benevento dico quello che dico, lavorando... è necessario centrare l'obiettivo? È necessario per tante cose, sia per la società, perché con i problemi che ci sono e l'anno prossimo ci saranno, se rimane in questa categoria è tutt'altra, è tanta roba. Poi abbiamo il discorso di Torre del Grifo, perché se la società vuole puntare su Torre del Grifo sono altre spese, quindi è fondamentale per qualsiasi cosa che vuole fare la società uscire da questa categoria. Ma non è tanto facile e si sta vedendo, perché Benevento sta costruendo una corazzata. Sono d'accordo. La Salernitana magari sarà l'incognita per tante situazioni. Noi però dobbiamo costruire quel gruppo, quella squadra dove diranno, non la sorpresa, perché Catania non è la sorpresa, però la squadra, dice, del Catania, capito? Come io quest'anno vedo una Juve Stabia di 2 anni fa. Quest'anno vedo una lotta a 3. Non so perché, anche se secondo me la Salernitana non farà quel campionato che magari tutti si aspettano dal mercato che sta facendo. Ma io direi Catania e Benevento se la giocheranno, anche se la Salernitana poi alla fine non staremo a vedere. Mi dicono della regia che abbiamo una telefonata che abbiamo a Ivan, che già è stato ospite nella nostra trasmissione. Diamo il benvenuto a Ivan. Ciao a tutti ragazzi. Ciao Ivan, buonasera. Ciao, sono Piero. Buonasera a voi. Ciao Piero. Ciao. Ivan, tu sei a Milano, giusto? Quindi cosa percepisci nell'aria in questo campionato di Lega Pro Girone C e il Catania nell'ambito degli addetti ai lavori dove lo mettono? No, allora dico questo in 2 parole. Allora, ho sentito mentre ero in linea parlare di incognita salernitana e sinceramente questa cosa non la confermo, sai perché? Perché la Salernitana, a parte la proprietà che ha e via dicendo, che è una proprietà una delle 11 più forti d'Italia e quant'altro, la piazza avvelenata, vogliono risalire subito, mercato stratosferico e secondo me sarà la squadra da battere. Però dall'altro canto abbiamo un Catania dove c'è il mio concittadino Mimmo Toscano, che lui ha firmato 2 anni di contratto. Io già l'anno scorso lo dissi tante volte, ragazzi, se non è quest'anno è l'anno prossimo, ed è veramente quotato forse a 1,05 che il Catania potrà salire dal mio punto di vista, ma non per altro, perché ho la fiducia del mister, cioè Mimmo Toscano non li sbaglia quei campionati. È come se hai preso a Inzaghi in Serie B o a Ancelotti in Serie A, per farti capire. Ivan, scusa, Ivan, poco fa l'ho detto io che secondo me la Salernitana quest'anno sarà un'incognita, anche perché secondo me sta cambiando tanto, ha tanti giocatori all'interno della rosa, ancora non ha smaltito comunque i giocatori che aveva prima. Sì, no, scusami, stavo dicendo appunto che è pur sempre una squadra da rifare, no? Si scende dalla B, rifare un campionato di Serie C, riorganizzarsi. Io credo che appunto loro avranno dei problemi. In più mettici il fatto che comunque è squalificato il campo, diciamo la trasferta per 4 mesi non sarà possibile. Gli abbonati ultimamente vanno a rilento, forse più del Catania. Io per quello che ne so, la piazza di Salerno non è nemmeno tanto contenta di questo periodo che stanno attraversando, al di là degli acquisti che la società sta facendo. Ivan, io ti faccio una domanda così. Ma volevo un attimo ribadire,
Però ti dico, la piazza di Salerno oggi è avvelenata, non è che non è contenta, è avvelenata perché non c'è stata una società che quando è uscito il giudizio del play out non si è fatta sentire. Allora là pensavo io, ma forse ci sarà un ripescaggio, sai, zitti tutti, va bene a tutti, ci ripescheranno. Invece non è stato così, quindi la piazza di Salerno è avvelenata per questo motivo. Però tieniti pronto, perché nella settimana entrante la Salernitana presenterà 2 colpi clamorosi, e te lo dico già 99,9%. Ivan, io su questo ti volevo dire questo: tu nell'ambiente dove giri, giustamente, ma a Sport Italia cosa ne parlano del Catania? Il tuo direttore cosa dice? E che è Avellinese Doc, no? Allora ti dico, il mio direttore e mia moglie stanno andando a casa, quindi partiamo da questo. No, però a parte gli scherzi, io ti dico che il Catania è quella che è quotata di più proprio insieme alla Salernitana e al Benevento, perché anche il Benevento bisogna dare atto che sarà sicuramente una squadra che darà filo da torcere. Poi allora ritorni al mio discorso che quest'anno sarà una lotta a 3. È un podio già delineato, no? Allora, sulla carta è quello. L'anno scorso io, ragazzi, dicevo Avellino e Catania, è uscito l'Audace Cerignola, che poi sappiamo tutti come è finita e quant'altro. L'outsider ci sarà sempre, perché è così nel campionato, però i nastri di partenza sicuramente Salernitana e Catania e Benevento, io lo metto dopo uno scalino più sotto il Benevento, saranno le squadre che dovranno condurre questo campionato. Quindi io credo che nel girone C ci siano pochi dubbi, sinceramente, per quanto riguarda la lotta a promozione. Me lo auguro. Guarda Ivan, io ho metto... molta fiducia, guarda, ho molta fiducia in Mimmo Toscano, perché ripeto, a parte che l'abbiamo avuto a Reggio, il Reggino Doc, è una persona che conosco, una persona che stimo, è un gladiatore, un condottiero e tutto. Però a Cesena fece la stessa cosa, a Cesena fece la stessa cosa, se ti ricordi, perdendo poi gli spareggi. Sì. Il primo anno i playoff, però il secondo anno è andato, quindi è difficile che Mimmo Toscano sbagli il secondo anno. Ma ti dico una cosa, Ivan, tu che lo conosci, che da voi ha vinto anche un campionato, ma quest'anno qualche modulo lo cambierà o sarà sempre No, è statico. Su quello è statico, lo è stato anche in Serie B, che purtroppo non gli ha portato i frutti giusti. Ecco perché per la categoria ha fatto tante promozioni, però se hai i cavalli giusti, se hai le persone giuste, i giocatori giusti, è difficile batterlo. Mimmo sia in casa che in trasferta è molto pericoloso. Volevi dire qualcosa? No, io provo a riassumere quello che stiamo dicendo un po' tutti, riflettendo sul fatto che effettivamente Toscano si è già giocato un bonus, ma ce l'aveva grazie alla promozione da record ottenuta sulla panchina del Cesena, quindi quest'anno non può sbagliare. D'altra parte, diceva giustamente Ivan, e ti saluto, colgo l'occasione per salutarti mentre dialogo con te, la Salernitana è vero che ha una delle proprietà più ricche del calcio italiano, d'altra parte però bisogna anche riscontrare e sottolineare che la vera incognita, secondo me, non è tanto Raffaele o Fagiano, i nuovi acquisti o il fatto di trovarsi in Serie C dopo una caduta disastrosa, ma è proprio quella che arriva dalla proprietà, perché sappiamo come sia suscettibile ai colpi di testa, quindi se dovesse in qualche momento precipitare la situazione tecnica, proprio la proprietà potrebbe essere, magari dimostrare e rivelarsi un handicap in una stagione come quella che deve invece essere del rilancio. Però io, come ti chiami, scusa? Antonio Costa. Ciao Antonio, però io ti dico, questa cosa qua l'hai vissuta già tu l'anno scorso a Catania, perché la stessa proprietà comunque ha pagato l'inesperienza. Non soltanto l'anno scorso, anche 2 anni fa. 2 anni fa soprattutto l'hai vissuta, perché hai pagato l'inesperienza. Sì, ma sono il primo a dirlo, Ivan, sono il primo a dirlo. Quindi comunque anche loro, è chiaro che oggi già è il terzo anno che andrà a affrontare, o il quarto, la Salernitana. Comunque sai, si è affidato a Fagiano, che era lì tra l'altro, quindi lo conoscete bene e quant'altro. Sì. Però è andato a prendere pezzi da 90 e proprio ti ripeto, in settimana tra questa e il fine di questa settimana la Salernitana presenterà altri 2 colpi per la categoria, che sono oltre la categoria, veramente. È chiaro che anche il Catania su quel punto di vista ha fatto il suo mercato e lo farà, continuerà a farlo, e dunque sarà questo. Però è chiaro che pure uno si deve immedesimare. La Salernitana è scesa comunque da una doppia retrocessione in maniera brusca, quel che vuoi, comunque anche allora, partiamo dal presupposto che sia Catania che Salerno, e metto pure la mia Reggio Calabria, siamo in delle categorie che non ci competono, però purtroppo oggi i giocatori sono quelli. Il Catania ha fatto dei colpi eccezionali, perché voglio dire, ha preso dei giocatori che anche voi per la categoria sicuramente vanno oltre.
però ne sale una sola. Io il discorso ritorno sempre alla base, che comunque non puoi fare una Serie C a 60 squadre. Cioè, l'anno scorso noi abbiamo avuto Taranto, Altamura e via dicendo, e quest'anno sarà la stessa cosa, ve lo metto già per iscritto adesso, che ci saranno delle squadre, un campionato falsato come è stato l'anno scorso, e tu vedrai come lo rivivremo pure quest'anno, perché si è parlato tanto di cambiare il format, di vedere come fare, di cercare di portare la Serie C a 2 gironi, e invece siamo ancora a punti e da capo. Il fatto che ne possa salire solo una e poi 27 squadre per un posto, sai come è veramente, ragazzi, la Serie C, poi il girone C è il campionato più difficile che abbiamo in Italia. Quando si dice che il campionato di Serie C è uno dei più difficili, è la verità. No, per me è il più. Guarda, io l'altra sera ero in diretta e ho detto proprio: il campionato di Serie C, girone C, è il campionato più difficile che esiste. Tra l'altro hai Cosenza, Foggia, è chiaro che non sono blasonate come blasone, ma come rosa non sono le rose che potevi trovare 10 o 20 anni fa. Perché se no, ragazzi, questa Serie C di quest'anno è clamorosa. Va bene, Ivan, io spero di averti di nuovo ospite durante come no, quando volete, così magari quando arriveremo alla fine vedremo come andrà a finire e la commenteremo insieme. Con piacere. Saluto a tutti e vi mando un abbraccio. Ciao, ciao a tutti, Ivan, buonasera. Ciao. Buon proseguimento, ciao. Ragazzi, a me dispiace interrompervi, però purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato. Ricordiamo un po' quelli che saranno gli appuntamenti. Questa la possiamo definire la puntata 0 di Sotto il cielo rosso-azzurro, che ripartirà ufficialmente venerdì 22 agosto, in prossimità appunto dell'inizio del campionato. Ricordatevi, 24 agosto inizia il campionato, giusto? Giusto. Datemi un sì, un Giusto, cenno, datemi un giusto. cenno. Quindi tutti i lunedì e tutti i venerdì dalle ore 19 alle ore 20 su Bella Radio e su Bella TV Sotto il cielo rosso-azzurro. Noi vogliamo ringraziare in primis Etna Padel di Carmelo Stivala per averci ospitato questa fantastica location. Ringraziamo anche uno dei nostri sponsor, parrucchiere uomo-donna Bella Vita, direttamente da Parigi. Ragazzi, siamo riusciti ad arrivare fino a Parigi. Ringraziamo anche il nostro ospite per essere stato qui insieme a noi. Ragazzi, voi siete pronti per intraprendere questa avventura insieme dal 22 di agosto? Diciamo insomma qualcosina, si parlerà di tutto e di più, tutto quello che succederà. Sì, confermato. Giorno 22 ci sarà l'anticipo della prima partita, perché poi si giocherà giorno 24, quindi noi saremo pronti e carichi al rientro delle ferie per iniziare dicendo e soprattutto urlando sempre Forza Catania. Sì, io spero che insomma mi avvicino a voi, scusatemi perché io non ce la faccio, ho un vizio, devo stare sempre, ecco, adesso mi sento più a mio agio, così vi ho vicini, altrimenti avrei dato le spalle alla telecamera. Dicevo, urliamo Forza Catania per un campionato pieno. Ci sono state tante domande, ci scusiamo ragazzi se non siamo riusciti a leggervi e a rispondervi a tutti, però siamo sicuri che non appena inizieremo la prima puntata sarete tutti parte integrante del nostro appuntamento. Volete fare qualche saluto? Salutiamo a tutti i tifosi catanesi e mi raccomando, siamo sempre fiduciosi, perché noi siamo il cuore pulsante della città e quindi sempre fiduciosi. Allora, prima di salutare ricordiamo i nostri conduttori fissi, il mister di 100, Piero Borzì, Ferdinando Toro. Oggi abbiamo avuto il nostro ospite Antonio Costa. Noi ringraziamo anche te. Approfitto per salutarvi e ringraziarvi anche dell'opportunità che mi avete e ci avete dato questa sera, perché comunque ci sentiamo vicini come Sesta Rete, come redazione, ma anche come gruppo RMB con il nostro editore Giuseppe Russo a voi, quindi non va un in bocca al lupo soltanto al Catania Football Club ma anche a questo format. Grazie. Allora, noi ti ringraziamo, io lo dico a nome di tutti, grazie di averci deliziato con la tua presenza. Niente ragazzi, che dire, salutiamo e alla prossima. Sempre Forza Catania. Sempre Forza Catania. Buona serata, grazie. Grazie a tutti, la programmazione ritorna su Bella Radio e su Bella TV domani mattina alle ore 10. Buona serata a tutti, ciao! Sotto il cielo rosso-azzurro. Sotto il cielo rosso-azzurro. Una sola fede calcistica, un solo programma.
sotto il cielo rosso-azzurro. Il calcio ha il sapore che gli dai. Quello rosso-azzurro. Una squadra, il Catania. Siete pronti a interagire con noi? Su Bella Radio TV.